La pace vola sulle ali di 1000 colombe. Abbiamo un sogno semplice, 1000 cuori che scelgono di donare 1000 euro per sostenere il cammino di Telepace. Ma anche un solo gesto, piccolo o grande che sia, può aiutarci a portare la pace ancora più lontano. Vola insieme a noi, sostienici. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, Chi sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. E aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue,
l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione,
abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore. Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. O Maria, Madre nostra, siamo nuovamente qui davanti a te. Tu conosci i dolori e le fatiche che in quest'ora appesantiscono il nostro cuore. Noi alziamo lo sguardo a te, ci immergiamo nei tuoi occhi e ci affidiamo al tuo cuore. Anche a te, o Madre, la vita ha riservato difficili prove e umani timori, ma sei stata coraggiosa e audace. Hai affidato tutto a Dio, hai risposto a Lui con amore, hai offerto te stessa senza risparmiarti. Come intrepida donna della carità, in fretta ti sei recata ad aiutare Elisabetta. Con prontezza hai colto il bisogno degli sposi durante le nozze di Cana. Con fortezza d'animo sul Calvario hai rischiato di speranza pasquale la notte del dolore. Infine, con tenerezza di madre, hai dato coraggio ai discepoli impauriti nel cenacolo e con loro hai accolto il dono dello Spirito. E ora ti supplichiamo, accogli il nostro grido. Abbiamo bisogno del tuo sguardo amorevole che ci invita ad avere fiducia nel tuo Figlio Gesù. Tu che sei pronta ad accogliere le nostre pene, vieni a soccorrerci in questi tempi oppressi dall'ingiustizia e devastati dalle guerre. Tergi le lacrime sui volti sofferenti di quanti piangono la morte dei propri cari, dei propri figli. Ridestaci dal torpore che ha oscurato il nostro cammino e disarma i nostri cuori dalle armi della violenza, perché si avveri subito la profezia di Isaia: spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non si alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impereranno più l'arte della guerra. Madre, rivolgi il tuo sguardo materno a questa famiglia umana
che ha smarrito la gioia della pace e ha perso il senso della fraternità. Madre, intercedi per il nostro mondo in pericolo, perché custodisca la vita e rigetti la guerra, si prenda cura di chi soffre, dei poveri, degli indefessi, degli ammalati, degli afflitti, e protegga la nostra casa comune. Invochiamo da te, Madre, la misericordia di Dio, tu che sei Regina della pace. Converti gli animi di chi alimenta l'odio, silenzia il rumore delle armi che generano morte, spegni la violenza che cova nel cuore dell'uomo e ispira progetti di pace nell'agire di chi governa le nazioni. Maria, Regina del Santo Rosario, sciogli i nodi dell'egoismo e dirada le nubi oscure del male. Riempici con la tua tenerezza, sollevaci con la tua mano premurosa e dona a noi, figli, la tua carezza di madre, che ci fa sperare nell'avvento di nuova umanità, dove il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia, regnerà nel giardino. Praticare la giustizia darà pace. O Madre, salus popoli romani, prega per noi. Come intitola un libro un mio caro amico sacerdote, solo i malati guariscono, e potremmo rubargli questa frase e metterla a titolo del Vangelo di oggi, dove viene raccontata la chiamata di Matteo, Levi, il pubblicano, ed è un titolo che ben si accompagna con la frase di Gesù: non sono venuto per i sani ma per i malati. Ci aiuta a entrare dentro questo Vangelo con questo sguardo, con questa attenzione, con l'esplicitazione della volontà di Gesù. Non sono venuto per coloro che sono sani, ma per coloro che hanno bisogno di guarigione. Ed è emblematica anche la reazione che Matteo ha nel momento in cui viene chiamato da Gesù. Il Vangelo in greco dice: risorto si alzò, scattò in piedi e non vedeva l'ora, aveva una speranza ormai forse crocifissa nel cuore, che qualcuno gli desse un'altra possibilità. E invece no, condannato. Infatti questa condanna degli scribi e dei farisei a non dare a Matteo la possibilità di riscatto, penso sia stata per lui un immenso inferno. Scribi e farisei che si scandalizzano perché Gesù proprio va in cerca di una persona compromessa, di una persona senza più speranza, eppure è venuto per i malati, non per coloro che sono sani. Non c'è peggior situazione, lo diciamo, di un malato che non ritiene, non si considera malato, perché non curandosi non arriverà mai a una soluzione, anzi si avvicinerà alla morte, si avvicinerà a danni sempre maggiori.
ed è brutta cosa la superbia di pensarsi non malati in qualcosa. Cerchiamo di essere onesti, ciascuno di noi ha le proprie fragilità, ha le proprie malattie, nessuno di noi può dirsi perfetto. Dubitate di tutte quelle persone, religiosi o laici che siano, che non parlano mai della propria fragilità, che non accolgono mai la propria fragilità, ma si mostrano sempre come vincenti. Non sono un buon servizio alla dignità dell'uomo, che invece ha la necessità di riconoscere ciò che in sé ha bisogno di guarigione, così che possiamo andare dall'unico capace di guarigione, che è il nostro Signore Gesù. Oggi, 17 gennaio, la Chiesa ricorda Sant'Antonio Abate. Dopo la pace costantiniana, il martirio cruento dei cristiani diventò molto raro. Si fece strada allora un cammino di santità professato da un nuovo stuolo di cristiani, desiderosi di una spiritualità più profonda, di appartenere solo a Dio e quindi di vivere soli nella contemplazione dei misteri divini. Questo fu il grande movimento spirituale del monachesimo. Sant'Antonio fu senz'altro l'esempio più noto, il caposcuola del monachesimo. Nacque verso il 250 da una agiata famiglia di agricoltori in Egitto. Verso i 18-20 anni rimase orfano dei genitori, con un ricco patrimonio da amministrare e una sorella minore da educare. Antonio, venduto i suoi beni, affidata la sorella a una comunità di vergini, si dedicò alla vita ascetica. Alla ricerca di uno stile di vita penitente e senza distrazione, chiese a Dio di essere illuminato e così vide, poco lontano, un anacoreta come lui, che seduto lavorava intrecciando una corda. Poi smetteva, si alzava e pregava. Poi di nuovo a lavorare e di nuovo a pregare. Era un angelo di Dio che gli indicava la strada del lavoro e della preghiera, che sarà 2 secoli dopo la regola benedettina, ora et labora. Dopo qualche anno cominciarono per lui durissime prove, tentazioni, dubbi di fede e di vocazione. L'istinto della carne e l'attaccamento ai beni materiali che erano ospiti di quegli anni ritornavano prepotenti e incontrollabili. Gli altri asceti gli dissero di non spaventarsi, di andare avanti con fiducia in Dio e di ritirarsi in un luogo più solitario. Così, ricoperto appena da un rude panno, si rifugiò in un'antica tomba scavata nella roccia, intorno al villaggio di Coma. Qui, alle prime tentazioni, subentrarono terrificanti visioni e frastuoni. Attraversò un periodo di terribile oscurità spirituale, ma tutto superò perseverando nella fede in Dio. Scoperto dai suoi concittadini, Antonio si spostò più lontano verso il Mar Rosso, rimanendo per 20 anni in una fortezza abbandonata. Venne il tempo in cui molte persone che volevano dedicarsi alla vita eremitica giunsero al fortino abbattendolo e Antonio uscì come ispirato dal soffio divino. Cominciò a consolare gli afflitti, ottenendo dal Signore guarigioni, liberando gli ossessi e istruendo i nuovi discepoli. Si formarono 2 gruppi di monaci che diedero origine a 2 monasteri, uno ad oriente del Nilo e l'altro sulla riva sinistra del fiume.
Nel 311 Antonio non esitò a lasciare il suo eremo e si recò ad Alessandria, dove imperversava la persecuzione contro i cristiani, per sostenere e confortare i fratelli nella fede e desideroso lui stesso del martirio. Forse perché incuteva rispetto e timore reverenziale anche ai romani, fu risparmiato. Le sue uscite dall'eremo si moltiplicarono per servire la comunità cristiana. Sostenne con la sua influente presenza l'amico vescovo di Alessandria, Sant'Atanasio, che combatteva l'eresia ariana. Scrisse in sua difesa anche una lettera a Costantino imperatore, che non fu tenuta di gran conto, ma fu importante fra il popolo cristiano. Tornata la pace nell'impero e per sfuggire ai troppi curiosi, decise di ritirarsi in un luogo più isolato e andò nel deserto della Tebaide, dove prese a coltivare un piccolo orto, fino al resto dei suoi giorni. Morì a 106 anni, il 17 gennaio del 356, e fu seppellito in un luogo segreto. Telepace vi invita alla preghiera. Ogni sabato alle 17, in diretta dalla cappella della Cittadella della Carità di Negrar, la Santa Messa dedicata agli ammalati. Un momento di speranza, conforto e fede. Segui la diretta su Telepace, la voce di chi non ha voce. Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Molise alla scoperta di Rocca di Vara in provincia di Campobasso. Il comune si trova a 652 metri sul livello del mare e conta circa 600 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi Rocca di Vara. Iniziamo il nostro itinerario a Rocca di Vara con il sindaco Angelo Minni. Allora, ci presenti il comune di Rocca di Vara. Innanzitutto benvenuti a Rocca di Vara. Il nostro è un piccolo comune delle